At Expo 2025 in Osaka, the region of Friuli Venezia Giulia led a special event to attract Japanese investment and strengthen international ties. Over 130 business and government leaders gathered at the Italy Pavilion for Selecting Italy, highlighting the region's strategic role in logistics, innovation, and its position as a gateway to Europe. Friuli Venezia Giulia's governor Massimiliano Federica emphasized Japan's role as a strategic partner in future development plans. E poi c'è un altro nostro, e lui si ti dice cosa fa, e poi c'è... Il Giappone è un partner strategico per l'Italia e dobbiamo, anche partendo dai territori, quindi dalle regioni, rafforzare questi legami, ovvero favorire opportunità di investimenti reciproci, ma in particolar modo, soprattutto oggi, visto il contesto internazionale particolarmente delicato, dobbiamo rafforzare l'asse logistico che parte dal Giappone e arriva in Europa attraverso l'Italia. E sto parlando specificatamente dell'asse indo-mediterraneo che deve partire però dal Giappone, passare per l'India, per il Medio Oriente e giungere in Italia attraverso il porto di Trieste e quindi in Europa attraverso questo scalo e viceversa. Questo rappresenta un asse anche di sicurezza e di resilienza per gli interscambi commerciali e abbiamo visto che le tensioni e le guerre nel mondo hanno bloccato assi strategici che oggi noi dobbiamo differenziare per tutelare le nostre economie.